di Rugby Mogliano Dendermonde, che è finita 48-19. Allora Nacio, che partita abbiamo visto? Una partita che ha visto una difesa molto solida nei primi 40 minuti per poi alla fine avere problemi con i cambi, ma qual è stata la chiave per una vittoria che comunque è stata abbastanza scontata? Principalmente la chiave secondo me è stata l'attitudine dei ragazzi, di andare a chiudere subito questa partita. Penso che nell'aspetto tanto di difesa come dell'attacco i ragazzi hanno dato tutto. Abbiamo avuto una difesa avanzante, una difesa che ha pressato proprio loro, perché penso che si è visto che loro non hanno mai calciato, hanno giocato tutto per tutto. I ragazzi proprio hanno difeso pressando loro. Nell'aspetto dell'attacco penso che i ragazzi sono rimasti dentro le strutture e hanno fatto bene, hanno fatto quello che gli abbiamo chiesto e sono venuti fuori delle belle mete. Quindi una grande attitudine da parte dei ragazzi. Sì, diciamo che la paura durante la settimana è che loro, guardando un po' il livello loro, la partita contro il Rovigo che hanno fatto, anche con il Salvador, pensare che magari andassimo a sottovalutare la loro squadra e poi venisse fuori una partita non del livello. Però veramente i ragazzi hanno dimostrato il contrario. Ok. E per quanto riguarda questa qualificazione per i playoff, che siete l'unica italiana, sei felice? La squadra è felice? Sì, diciamo che siamo molto felici che abbiamo raggiunto l'obiettivo e lo staff e penso che anche tutta la squadra siamo molto contenti. Ok, perfetto. Ringraziamo Ignacio Rioulier, coach del Mogliano Rugby. Grazie. Abbiamo qui il man of the match di Mogliano Dendermonde, il numero 10 Antonio Giabardo. Bella prestazione. Grazie. Una gran prestazione che non è stata solo tua, ma di tutta la squadra, visto che difendere in 12 e prendere solo 12 punti, diciamo che è stata abbastanza una gran bella cosa. Come avete chiuso i conti subito nel primo tempo? Avevamo un piano di gioco da rispettare, sapevamo loro come difendevano, sapevamo noi cosa dovevamo fare e l'abbiamo rispettato alla lettera e ci ha portato a fare il bonus già nei primi 20 minuti, mi pare, portare a casa la partita già nel primo tempo. Quindi come avete preparato la partita? Ecco, la prepariamo sempre, dobbiamo giocare organizzati, con intensità, concentrazione e quello che abbiamo cercato di fare e credo siamo anche riusciti. Ok, una grande intensità nel primo tempo, poi si è visto abbastanza un calo fisico durante il secondo, tant'è che vi siete trovati in 12. Come sono stati quei minuti in cui vi siete ritrovati con 3 uomini in sono stati abbastanza duri, però sono contento della prestazione della squadra, della reazione. Abbiamo tirato fuori un bel carattere, ci siamo detti dobbiamo venirne fuori. Tutti sono impegnati a 1000 e questo mi fa ben sperare per le prossime partite. Una competizione interna che si è visto molto già anche con la partita di Calvisano. Sì, credo che avere tanti giocatori per lo stesso ruolo possa solo che far bene alla squadra, possa solo far crescere tutto il gruppo e credo che si veda anche partita dopo partita come stiamo lavorando bene e dove possiamo arrivare. Quindi adesso che Mogliano si è qualificata per l'Europa avrete un duro spareggio? Da quello che... Sì, cercheremo di affrontarlo al 100% come abbiamo affrontato queste 2 partite, come stiamo affrontando il campionato e credo che l'intenzione di tutti sia vincere anche queste, quindi vediamo di prepararci bene. Perfetto, ringraziamo Antonio Giabardo, numero 10 minuti del match. Grazie Alessandro. Abbiamo qui il capitano Marco Filippucci. Allora Marco, siamo arrivati a una svolta, finalmente l'unica italiana a qualificarsi per la Challenge, ovviamente in attesa dello spareggio è il Mogliano. Come hai visto i tuoi compagni oggi in squadra, in campo scusami? Parliamo fino al 60°, bravi, perché pochi errori, disciplinati, forse qualche fallo in più, ma disciplinati nel rispetto del nostro gioco, tutti quanti abbastanza attenti, efficaci, quindi bravi sia in attacco che in difesa, indipendentemente dall'avversario che avevamo di fronte, però bravi, niente da dire. Cosa è successo? E dopo ci siamo ritrovati in 12 in campo, una situazione difficile, anche lì bravi comunque a difendere e a trovarci insomma in situazioni di emergenza dove magari c'erano terze linee ai centri o io schierato estremo, cose strane.
siamo più ordinati, ripeto, tutti sanno cosa fare in campo e stiamo curando i dettagli senza perdere palloni e senza andare fuori, diciamo, dai nostri schemi. Finalmente un bel gioco si vede dagli spalti. Ringraziamo Marco Filippucci, capitano del Rugby Mondiale. Grazie a voi.